No, perché avete visto le file di... Buonasera, Avola! Come state? Ah, a posto? Siamo in questo magnifico gioiello. Un applauso è solo per questo posto. Solo per questo posto. Allora, io va bene che avete le facce tappate dalle mascherine, ancora. Questo è stato, ora vi racconto una cosa che mi è successa qualche tempo fa, però le mani ce le avete libere, ancora le mani non ce le hanno incatenate, va bene? Perché c'è una signora a terza fila che batte in mano così. Proprio. Voi tutti quanti, Petrasida. È il suo modo di applaudire, no? Ve lo fate vedere come si fa? No, perché lo dico, perché dico questo? Perché ci sono teatri e teatri. Questo è un teatro piccolino, anche se è un gioiello, bello, capienza. Oggi è uno di quei casi, c'è tutto esaurito, ma il teatro è piccolo, no? Però fa sempre piacere avere un teatro pieno, giusto? Soprattutto di gente che fa... No, cosa a macchia di leopardo non ne voglio sentire, Stasera sono venuto qua per sfogarci. Questo non è uno spettacolo, questo è uno sfogo. Ora capiremo anche perché. Quindi gli applausi devono essere consistenti. E vi spiego il motivo. Se sono sentiti però, perché so chi che poi uno c'è l'applauso falso. C'è chi che comincia a dire fa bianco, e uno. No? Poi batti in alto, poi si affrontano e non batti nulla. Guarda, non vado a affrontare, perché ci sono teatri e teatri. Voi sapete che esistono quei generi di teatro, quelli impegnati, no? Dove si fa il teatro shakespeariano, no? L'Amleto. Io conosco uno che faceva l'Amleto una volta, in un teatrino di 20 posti, perché poi questi teatri si fanno in posti, cioè questi spettacoli si fanno in teatri piccoli, no? Piccoli perché, ma le cava qualcuno c'è, giusto? Qualcuno. Allora lui, tutti quelli che li incontri, questi attori che si vestono con le, magari ad agosto, con la sciarpa di lana, perché l'attore si deve riconoscere che cammina con la sciarpa di lana ad agosto, casura, la muta, i cosetti anche, i zoccoli, la sciarpa di lana. Esso tu lo incontri, ciao, ciao. In inverno pure lo incontri con la sciarpa di lana e i bermuda. Cioè non è che si mende i causi, si lascia sempre muta, perché l'attore deve essere estroverso, stravagante. Allora incontri ciao, ciao, tutti quelli che parlano con la dizione perfetta, no? Con la O chiusa o la O aperta, giusto? Com'è andato lo spettacolo? Bene, tutto esaurito. Che a 20 posti ci mancassi altro, no? E poi cosa hai fatto? Ho fatto l'Amleto di Shakespeare. Ah, in lingua? No, sì, lingua madre, in inglese. Ma su da fera, su di Picaneddo, che non sa parlare manco l'italiano. Prima impari l'italiano, che fai Shakespeare in lingua madre, no? E questi teatri sono frequentati da un pubblico che ha un'età media di 118, 120, che vengono accompagnati dai figli che hanno 98, 88, e allora siedono i genitori in prima fila, i genitori su chi le velette davanti, i bastoni che non balli, siedono in prima fila, e i figli si assettano a rete. Al momento dell'applauso, siccome non ci fanno a chisare i razza, allora i figli da rete ci sono i razza, ci indappano in mano e ci fanno fare l'applauso che viene moscio. Ma stasera il nostro pubblico è under 15, quindi... under 10, quindi la risposta com'è? Allora, la signora ha fatto un passo avanti, da così, ora è così. Invece c'è uno un tampacchetto che mi fa un'antipatia di morire, che una mano non l'ha muovuto. E già io cucchia e dogomi, solo. È solo messo là. Se è solo, dico, ma è solo? Solo. E d'altronde lei vuol dire che è nato solo, secondo me. Solissimo, vabbè. Poi aveva una faccia nero, scuro. Lo state vedendo? Dice, ma sono scuro come vero? Ora, di solito io in ogni spettacolo ho una vittima preferita. C'è Matteo che sto qua.
Ma lei è una compagna, una compagnia di teatro in su, una tristezza tremenda. Venne apposta cioè per vabbè, diciamo. Allora, stasera abbiamo le telecamere, caspita. Il sindaco c'è? No, meno male, così possiamo parlare dell'amministrazione comunale. No, dicevo poco fa mi è venuto a trovare, mi è venuto a dire no, stasera non posso rimanere, minchia, diviniamo palchetto. Subito, noi non perdiamo tempo, siamo venduti i posti. Mascherine. Le mascherine a teatro, per noi, insomma in questo momento certo vorrei sentire le vostre risate fragorose, vorrei vedere i vostri sorrisi, le vostre dentiere. No, anch'io ho un ponte, voglio dire, a me è capitato una volta a Catania, a proposito di dentiere, cioè la posso dire, nello spettacolo sentite il piacere è tutto mio, lo sapevate, no? Lei lo sapeva? Minchia, ma è brutto lei. Ora che lo vedo, vabbè, sentite, il piacere è tutto mio, perché il mio piacere non è solo quello di raccontarvi le cose, è anche quello di sentirvi parlare. Io non vi vedo da tanto tempo, io ho lasciato questo teatro che eravamo 34 gatti, oggi siamo 44, ma voglio dire, siamo molti di più, fighiamo finalmente. Cioè a tempi di non Covid, mensa sala, guardate cosa abbiamo fatto post Covid, un miracolo, quindi mi piacerebbe vedere le vostre le vostre carie, come dire, no? No, a proposito di questa cosa, noi siamo protetti perché a teatro si sa, c'è una media di pubblico, insomma, che ha un'età avanzata. Non è il caso di stasera, perché io mi sono informato. Mi sono informato. Ho detto, come siamo stasera? C'è media di pubblico? Anziani? Certo, noi ci abbiamo 118. Cioè, già quando casiamo che settantenni, cinquantenni. Quanti sono i cinquantenni qua? Una sola sparuta. Ci sono giovani? Inghiassai voi, dice. Ci sono i ragazzi? Allora, vi ho detto macchia di leopardo, niente, ma accontento tutto alla fine. Una sera facevamo spettacolo a Catania, stavamo facendo una rivisitazione del Paraninfo e allora c'era una scena, io in prima fila avevo una signora affezionata che non ha visto soltanto nascere me. La signora ha visto nascere magari i miei frati. I miei frati hanno 43, 54 anni. E sta signora quando nasce nei miei frati deve capire anche. Quindi io vi lascio immaginare quando anni ha questa signora. Io non saccio su è motta e ancora, voglio dire, a potto no di altro, per amore di. Però si siede in prima fila. Allora era un teatro piccolino. C'era una scena in cui noi raggiungevamo quello spettacolo raggiungeva il top in quella scena. Si era sparsa la voce, non vi dico che venivano su per vedere da scene cristiane, ma in 3 settimane di repliche dice c'è una scena formidabile. E arrivata a quella scena, questa signora che era in prima fila a un certo punto si indise una risata fortissima e poi si indisi pa! Perciò io a un certo punto mi fermai, sai che fu? E vedeva questa signora che si furriava, si iva ciccando. A un certo punto un suo compagnetto, un suo coetaneo, con nonchalance, perché poi io per 100 si alzano, cioè si comportano a teatro come se con quell'ingenuità, quindi si susano, si fanno i fatti so. La stesso sì, vedete chi sto che cammina lento lento, di sta maniera, no? E raggiunge la signora per mezz'ora, ci stesse a fare 20 metri, ci stesse mezz'ora. E do caso gamma. Arrivava un terra dove era successo il botto, si china, va dalla signora e dice, Tina, sì, ti scoppolavo a rendera. La signora, come se niente fosse, ficcava a rendere da bocca e ha continuato il suo spettacolo. Quindi stasera quando meno siamo protetti, qui ci scappa a rendere, andappa. E siamo a posto. Avete la mascherina? Avete la mascherina? Allora, Covid, siamo dopo il Covid, signori miei. Finalmente, speriamo, abbiamo passato due anni, speriamo di non ripetere mai più. Certo, mi farebbe piacere chiedervi come li avete passati, cosa avete fatto. Io sono dimagrito.
Lei a occhio e croce? No. Ma va bene? Perché? Ma non è colpa nostra, è colpa perché chi prima non sapeva cucinare, allora le signore sono diventate le migliori cuoche, no? Chi non sapeva pulire, c'erano donne che non avevano mai tenuto un mocio in mano, cioè non sapevano chi era il mocio. C'è umanità da sopra? Sì, salve. E là sopra nell'oggione? Anche nell'oggione! Ah, che bello, quasi quasi mi cuccuccà stasera. Ma lei si facessi i fatti sogna? No, no. Allora, signore col mocio in mano, non sapevano cos'era. Una volta una ci spiano, dice, senti, c'hai il mocio? No, dice, musciugai ancora, mi culo una ancora. Non lo sapevano che cos'era. Quindi questo Covid ha fatto delle vittime, no? Non solo quel tipo di vittime, ma ha fatto anche delle vittime, cioè trasversalmente ha cambiato il nostro modo di vivere. Cioè se voi andate a googolare, che bella parola, googolare, io ho studiato, cos'è googolare? Andare su Google, brava signora, googolare. Lei ci va su, lei googola? Signora? Tutti googoliamo. Siete dei curiosi. Quindi se voi andate a googolare una notizia, uscì una volta una notizia, una signora scrisse: donna uccide il marito. No, come signora, troppo facile. Che chi erano suggi? I suggi si ammazzano con mocio. Che poi scusate, però questa cosa dei suggi non l'hai capito mai. Perché assicurare un suggi con mocio, che un mocio è morbido? Cioè, un cattiglio due suggi, no? Avere un coppi culo, ma è difficile. Scusate, anche qua il linguaggio stasera è molto spartano, anche perché se accendiamo la televisione ne sentiamo di peggiori. Cioè, io vi dico che noi stasera, signore, ci stiamo perdendo, c'è posta per te. La puntata siete qua! Ma io vi ringrazio, grazie. Ho vinto il mio share di sabato sera contro Maria De Filippi. Che su conto per non ci credi nulla. So io ora poi dopo andiamo a fare la fotografia, perché poi dirò queste persone hanno scelto me piuttosto che Maria, no? L'ultima puntata, ma siete degli eroi, oppure siete gente che ne capisce, dipende da quale punto di vista. Quindi spieghi, quella più giusta. Poi io sono qua per divertirmi stasera, e ora lo vedrete. A cui? A mio o Suggi? Oh Maria. Poi questa, poi la rivedremo, sì. Ora poi certo ci saranno gli eventuali tagli, perché poi dopo andiamo sul pesante, cose che poi certo, ora poi tu vedi, quando parliamo delle mogli e dei mariti dei supermercati ti voglio, c'è la censura dopo. Ora poi quello si vedrà. Quindi dicevo, donna uccide il marito. Perché? Signore, ragazze, allora, il matrimonio, c'è gente che è sposata da tanti anni qua? Quanti anni? 55, lei è una dilettante. Mi scusi, ma io a 55 mi fermo. Se c'è uno che ne ha 60, mi metto qua di matrimonio. Ora, dico, 60 anni di matrimonio, voi vi immaginate, 60 anni di matrimonio è facile. Non è difficile, è facilissimo, perché in tempi normali un marito si susa la mattina alle 7, vira a sua moglie, fa colazione, fa se ne va a travagliare, torna la sera all'8, mangia, si cucca, cioè l'utile in danai nata su 3 ore. Ma voi ve lo immaginate in pieno lockdown? 24 ore, H24 con le mogli e con i mariti. Che quando Conte disse, allora signori, resteremo tutti a casa. Minchia gente che si ittava le baccone, che si calava un occhiello in sola, gente che non sapeva come si andava a scappare il quinto piano, si calava che prolunghi, sapete i prolunghi che si ammogliano a rota? C'era un marito che aveva preso questa prolunga, l'aveva ficcato in da cancellata, no? E io si calava, si fermava al terzo piano. Io stavo quinto, sua moglie ci fa bestia, dice non da ruote, manco quando era lunga la prolunga, dice no? Mariti che tentavano di evadere come potevano, mariti che si chiudevano nei bagni, si avevano fatti i bunker in 3 bagni che non volevano escere, mangiavano assettati nei cessi proprio, mi si dà. Si dice così fai casa e putia, ci facevano i moglieri, ma prima o poi è escere, no?
Prima o poi da mancare l'aria da intra. Mogli che gli avevano murato le finestre ai mariti dei bagni, ci murano di notte e notte, che i madroni, cioè quando i mariti andavano e avevano una finestra, minchia, murati, perciò appena da per i potti e cominciava la convivenza. Ora questa convivenza ha portato all'esasperazione di molte, cioè, quelle mogli che cominciavano a lavare a terra, c'era una che lavava a terra talmente tante volte che il pavimento lo consumava. Io da stavo al terzo piano, si parlava a casa signora al secondo piano attraverso il pavimento, cioè lei era diventato trasparente quel pavimento, no? Allora i mariti, i sei peri, non potevano calare i peri, perché devo scopare. Hai finito? Sì. Non calare i peri, che c'è passare un mocio. I mariti sempre che i peritisi, che l'addominale tanti, no? Gente che aveva i tattarughi, viene a dire che proprio o contrario, però sapete, io mi dispiace, però ci sono come chi di Lari che su da, purtroppo noi abbiamo, anche io ho i miei difetti, non si vedono perché sono nascosti, ma ho i miei difetti. Ora sapete che in tempo di lockdown si poteva uscire quante volte? Una a settimana per ir a fare la spesa. Tu in quell'ora che uscivi alla settimana cercavi di respirare quanto più possibile quella libertà. Però c'erano quei pensionati, e voi non ne capite niente di pensionati perché ancora siete tutta gente che va a lavorare, quei pensionati che già non sapevano come occupare le giornate e tempi di pace, perché un pensionato che fa a tempo di pace? Ne esce a mattina 7, so il giornale, poi torna a casa. Poi ci fa sua moglie, che mangiamo oggi, ne esce e va a fare la spesa. Ma non è che accatta tutto cose al supermercato, no. Accatta a canna da chianchiere, che bella parola, chianchiere, da chianca, da un macellaio. La pasta la va a comprare da un'altra parte. Si fa un giro per occupare la giornata, no? Immaginate un pensionato, cioè lei a escere una volta sola, ma c'era quello che si ostinava ad uscire più volte, camuffato, sotto mentite spoglie. Perciò ci faceva sua moglie che volevamo mangiare oggi. Sua moglie pasta, stai in supermercato, si andava al supermercato, che ci misurava la freva, vado giurata, tom, 36,4, ma che è vivo lei? Sì, io ho un termometro che è cinese, che non funziona. Sogno vivo, traseva, accattava pasta, andava alla cassa, cioè cosa paga? Questo, solo la pasta? Solo la pasta. Ma guardi che lei non può tornare, sulla pasta. Tornava a casa, dice, caccia la pasta, come la ma fare sta pasta? Copisto o copomaroro? Copomaroro, stai a accattare i boatti, ma riscisti ora! Non ti preoccupare, un cappello da testa, un paio di occhiali da sole, come se non conoscevano, tornava a darci, ma lei non mi innantora? No. Tum, 36,4, poi lei che durante no, io termometro che non funziona, mi dispiace, boatti, papà, solo queste? Sì, solo queste, ma guardi che lei non può tornare, solo queste. Che ci volemo? Parmigiano o ricotta salata? Ricotta salata, che torniamo al supermercato, causa acutta, cappello contrario, ma tu non si che durante ora, 7 siamo da sto mondo, 7 che ne so. Sua moglie ci aveva detto, diamogli un nome a questo qua, signor Reale, che è il cognome più diffuso a Catania, Reale. Sua moglie ci aveva detto, dice, senti, io stai lavando intra, su quando ti ricogli, ma l'oddio in terra io ti ammazzo. Ma un cristiano può pensare mai che sua moglie sta parlando con la verità? Cioè, che mi ammazza, t'ammazza è una parola che non fare perché t'ammazzo. Sono quelle cose che si usano, quei termini che utilizziamo, t'ammazzo. Ma io non ci pensavo, ne scivo, tornavo, il pavimento era bagnato, chi succasi, mette in beri, lascia una stampa, e sua moglie perché ho ammazzato, un colpo di pistola secco. È la verità. Poi lo googoliamo insieme. Sta signora perché chiama, giustamente si autodenuncia, chiama i carabinieri, sciallo, no, sono il capitano signora perché ci tengono, sono il capitano, mi dica, no lei mi deve dire, signora chiamavo lei, ah sì, ma ci ammazzai a mio marito, signora ma che sta dicendo, vai, non ce lo sa fare, oh vero,
ammazzato, l'ho ucciso. Ma perché, signore, che cosa aveva fatto? Ma lo da un terra, dice, siccome era bagnato, mi lasciava una stampa 44. Io ammazzai, madonna mia, signora. Ma come, Marico, ma lei già ai tempi so che di caso, poi ma ammazza suo marito, aggraviamo la situazione. Ci stai mandando due picciotti me. Dice, va bene, vi aspetto, venitemi ad arrestare, vi autodenuncio. E c'è donna. Va bene, signora, stiamo arrivando. Perciò chi ste qua arrivano, la scena del delitto. Cioè, ho del suo piano, che hanno sta a rampare scale e vedono questo signor reale stinnicchiato in terra che si aveva accattato un mulone. Con un mulone in da testa in una pozza di sangue. Cioè, dice, mare, ma non ci sparavo, poveretto, c'è per cascare un mulone in da testa e si rompiva l'osso rocoggio, dai. No, guarda, c'è la ferita d'arma da fuoco, dice, qua nel petto. No, chiamiamoci subito. Dice, ma controlliamo. Signora, salve, salve. Senta, dice, come fu? Il ciamaretto tu allontanarmi in terra, state vedendo una stampa 44? Sì. Ci disse, da lei che è bagnato, se mi metto per in terra e mazzaparino, t'ammazzo! E io ammazzai, madonna, perché chi ti chiamano? Capitano, capitano, sono il maresciallo, mi dica maresciallo. Allora, la cosa corrisponde, la signora ha ucciso il marito perché aveva lavato in terra, era bagnato, ci aveva detto una maludarinza perché t'ammazzo, io sarei con io, come meloni, perché il melone è importante, io io lasciavo la stampa e ho ammazzavo. Lo sapevo. L'avete arrestata? Stiamo aspettando che si asciuga. Appena si asciuga, facciamo chi due cavoli lei. Ora, la notizia è vera, chiaramente io ci ho ricamato un po' su, però c'era scritto nel titolo, carabinieri intervengono a pavimento asciutto. Non sto scherzando, perché questo Covid ci ha portati all'esasperazione. Cioè, come abbiamo fatto noi a sopravvivere questi 2 anni, io non ne ho la più pallida idea. Poi è cambiato il nostro modo di vivere, di salutarci. Vi ricordate? Quando ci salutavamo col bacio. No, con voi non ci siamo baciati mai. Però vi ricordate quando vi salutavate col bacio? Ciao Mario, come sei? Mua, mua. Ora, c'erano quelli che era piacevole baciare, lo possiamo dire. Ma c'erano quelli che quando te va sono catenzivo, tutto pa. No? Che te lasciano, ciao, mua, con da funcia, no. Oppure tu vedi a chi di lontano, chi di casurano assai, no? Quelli non robusti, chi di per davvero importanti. Noi siamo robusti, ma ci sono chi di importanti, ci sono chi di con l'occhio fuori, che tu dici, minchia, speriamo che non mi viri. Edoardo, io sono uscito tutto sorato. E non solo te vasano, ti abbracciano e te fanno, te lasciano menzolato. Perciò questi qua abbiamo evitato, no? Finalmente questi saluti non li facciamo più. Oppure cosa ci hanno detto? Vi dovete all'inizio, quando dovete tossire, vi dovete tossire nel gomito, vi ricordate? Quando dovete starnutire nel gomito. Quando vi dovete salutare, vi dovete salutare col gomito. Ma che cazzo vuol dire? Scusate, ma se mi saluto qua, mi tossisco qua, poi drugno un gomito. Che salutami non è così. No, allora, perché poi questo saluto del gomito è un po' strano e trae in inganno. Ora, siete stati a Catania? No, vabbè, vi ci porto io. No, nel senso che venite con me. Immaginiamo, strada larga, Tribunale di Catania. Ci siete mai stati? Al tribunale qualcuno c'è stato sempre. Non vi decidere no, perché per pizzo o picchiatto qualcuno sempre. Comunque, Tribunale di Siracusa, va bene? Oh, già è più frequentato. Diciamo che è più frequentato il Tribunale di Siracusa. Ci sono quegli avvocati. Gli avvocati cutti. Scusi, si può alzare? Chiamo uno scattare preciso. È avvocato lei? No, meno male, almeno questa cosa. Sa come se era avvocato mi stava recca perché io ce la faccio. Di solito parlo perché poi hai una fortuna. Una volta ci sta la signora, suo marito come sta? Dice nell'aldilà bene. Perché ne posso sapere, no? Cioè io vi faccio sti male con bassi che io facendo. Ci sono avvocati? No. Quando meno, ci sono avvocati cutti? No. Parla solo una.
che ha il coraggio, sarà una ragazzina di 12-13 anni, vero? No. Qui? Ah, tu, con la mascherina, e che hai la mascherina nera, non ti viri? Io vedo tutto bianco. Allora, avvocati cutti, chi dica, noi ci chiamiamo gli avvocati dei causi pessi. Sono gli avvocati d'ufficio, quelli che ti nominano all'ufficio direttamente al tribunale, che non congiuro ormai lenti. E chi si camminano tutti parla così. Noi gli usiamo dire camminano con il culo scritto, non capiamo perché. E hanno una cartelletta così, no? E dentro non c'è niente. Quando tu gli fai, ma avvocato, buongiorno. Ci senta, mi può dare quel documento? Un attimo che lo cerco. Mi ficco una mano e si sente tu. E una pinna che viaggia da bossa. C'ave solo una pinna d'avvocato. Un po' di carta non lave, manco più con bassa. Guardi, non lo sto trovando, troppa confusione in questa borsa. Dice, poi glielo faccio venire e su sta avvocato che non congiuro niente. Ora si sono incontrati due. Ora con le mascherine fino alla faccia difficilmente ci riconosciamo, no? Giusto? Specialmente in inverno siamo un po' più coperti, stentiamo a riconoscerci. Quindi si incontrano, fate conto che si incontrano due, uno a distanza, uno per capire sta avvocato che cammina con mascherina fino a qua, tutto era così, chi deve tagliare lontano, eppure chi deve l'avesse a conoscere, porca miseria, io lo conosco, perciò vedremo, però non mi spingo, se mi saluta io va bene, se no, dici niente, passa avanti, perciò quando si incontrano sto avvocato, come perché l'avvocato, tom, perciò io due, perciò ci fa, ciao, ci fa l'avvocato. Come stai? Tutto a posto? Ci senti tua moglie? No, mia moglie... Dice, mia moglie, non lo sai che mi separai? Ah, ci ti separasti? Sì, ci mi separai, dice, perché non lo sapesti? No, se non ti spiava. Ah, vabbè, mia moglie mi fece con. Ah, ho capito. Ci ti feci con. E i tuoi figli? No, i figli non hai. Che fa, non sai? No, non sapevo, non sai che sono sterile? No, non mi ricordavo. Tuo papà, tua mamma, mosso, che non sai che sono orfano? Ah, dice, scusami, non lo sapevo, non mi ricordavo. Dice, ma tu stai sempre vicino a Villa? No, io sto in dei case popolari di mia nonna, me la so. Ah, ho capito, che ti dà andare calata? No, io sto in da canata. Vabbè, scusa, dice, ma tu, i cani l'hai ancora? No, ma io sono allergico ai cani, che fanno? Non ti ruoti? Ho capito, dice, tuo frate, quale frate? Dice, tutti pare morti, senti, dice, ma tu non sei Luigi? No, sono Arturo. Dice, allora perché mi salutasti? No, in bar, io stavo vedendo che ora era. Ma una volta, quando eravamo piccoli noi, tanto tempo, ma io non tanto, da me sono 33 anni, una cosa del genere, da poco 43, quindi immaginate, no? Nicolavo naso. Vi ricordate? Quando avevamo il raffreddore? Mamma, il raffreddore, vuoti a scuola. Ne mandavo a scuola. Mamma, ho 37 e mezzo di febbre, vuoti a scuola. Vi ricordate? Cioè, io avevo un bambino, un compagnetto di classe, che ci culava sempre un naso, tipo, sempre. Ma proprio acqua. Lo chiamavamo Santino Fontanella. Un bidello, quando mancava l'acqua, si chiamava Edo. Su metteva vicino, ci lavava questo pacchino naso, ne lavavamo le mani, facevamo l'anticorpi. Ma me lo stavo visto che non ne veniva niente. Quando i mariti si ritiravano a casa con 35, la febbre a 37,2, che non era il 37 che ne preoccupava, era lui. Perché lui è vicino a menso, ci mancano 3 punti più essere il 37 e mezzo. E il 37 e mezzo è grave per un marito. Il 37 e mezzo un marito è morto, ci ha chiamato l'ambulanza. Allora... a moglie ci faccio da 7-2, perché te la supposta, e ti nievi a travagliare, tornavi a travagliare all'ora di pranzo, ti misurava la febbre, 108,2, minchia non era, sempre tu c'era, o lui che ne preoccupava, 108,2, quasi 108 e mezzo, e tu moglie, perché te la supposta, vatti a travagliare, sai che la sera, 39,3, minchia, ma è diventato 3 lui, amore, 39,3, perché te la supposta, perché per moglie noi cercavamo un carosello. Non ho capito il motivo. Qualsiasi cosa, quando c'è che mia moglie ho dolore di pancia, perché te ne supposta. Cioè, a mia casa sono capito cosa ci sono supposte, che io non mi hai messo mai. Perché mi fa impressione la mia supposta. Non so per quale motivo, ma mi fa impressione. E allora, e poi con 39 e mezzo, io mi andavo a giocare a pallone. Mi facevo una bella surata,
Scaricava e non avevo niente. Oggi su un piccerino ci naso, DAD. Didattica a distanza. A casa più 25 onna. Senza fare niente. Ci sono piccerini che si hanno fatta la sagoma ricattuna, non dà. La sagoma si fa, a DAD, e giocano con la PlayStation. Oppure dormono, bravo. Bravo, io è uno dei kid giusti che fa, giustamente, e anche usape, sei bravo, e fai bene. Fatta la legge, trovi l'inganno. E poi deve crescere, d'altronde come si può crescere? Si deve crescere così. Ora, 30... Allora, una volta quando tu uscivi con la febbre, raffreddato, l'occhio fuori, ma stai male? No, no, è allergia. Tussi, dimori, bronchiti. Ma è tussi, che è bronchiti? No, no, è l'allergia. L'occhio di fuori, un naso che ci culava, vidi, ma vedi che non è acqua, no, è allergia. Oggi è il contrario. Appena uno, magari ora che è primavera, no? Uno va in un campo fiorito, cioè che incontra il polline, ci fa ciao, come stai? Sono il polline. Dice bene, proprio polline, proprio che ti indappa andare a faccia, occhi di fuori, che arrivo pronto soccorso, tutto coso che ci cula, russo, qua tutto gonfio, dice allergia, no, Covid, ci mettessi che è Covid. Capite? Ormai è così. E poi col Covid, grazie al Covid abbiamo dato la colpa a tutto. Cioè la colpa è del Covid per tutte cose. Tutto, è stata una scusa, no? Specialmente a Catania. Sì, perché i catanesi Ruvezzo che quando non può fare una cosa ci sono una coppa a qualche uno altro o qualche cosa è altro. Esempio, c'è in catanesi che uno c'è a dare soldi a un altro, capita spesso, dice ciao, mare, come si dice? Ha tutto a posto. No, perché il catanese ha due vezzi, ve lo dico per 1 e 2. Cioè lo riconoscete dovunque. Un catanese, basta capire uno che fa tum, tum, chi è catanese? Io una volta ero a Parigi, mi ero perso. Aveva una mappa, avuto un don, sapevo un navighiere, ero disperato. Avevo incontrato francesi, americani, tedeschi. Uno che parlava italiano, era al semaforo, a un certo punto vi era uno, io, mare, sì, mica, e mi salvai. L'unico catanese con cui io, ma si vedeva subito. Perciò ci faccio, mare, ma mi si fate prestare 1.000 euro? Lo saccio, mare, lo saccio. E mare c'è... Quando mi torni, ora vedremo, ora vedremo. Ma vedremo chi? Ma vedremo come siamo combinati. Ma che problemi hai? Questo Covid. Ma perché poi Covid ma una secchietta non la può ficcare e mi danno i soldi. Pure quando i ragazzi vanno a scuola, ad esempio, prendete il Jonathan di turno, no? Piccolino, Jonathan se ne va a scuola. Allora la professoressa lo chiama, Jonathan, sì? Jonathan hai studiato, ma PD ricciave, perché il picciriddo non ha questo. Va a raspata. Il bambino quando è piccolo raspa, in un primo momento, si gratta. Da raspa, sapete cos'è la raspa? Allora, perché sta raspa quando sono piccoli? Dice, pessessa. Non esiste professoressa, signora maestra, pessessa. Pessessa che c'è? Ma come che c'è? Sei interrogato e non posso venire. Ma perché? E non ho potuto studiare. Ma come mai? Hai potuto studiare. Ma non hai studiato neanche la settimana scorsa. E usaccio. Ma neanche un mese fa. Neanche un mese fa. Ma nemmeno 3 mesi fa hai studiato. E manco 3 mesi fa studiai. Ma perché? A questo Covid. Ma questo Covid chi? Non vorrà per un libro con Covid. Tutta colpa del Covid. Qualsiasi ora quasi c'è di più importante. Oppure a benzina. Ora voi vedete con questa settimana, ma vabbè, ma va a dare soldi. Bare, questa benzina che manca, che mi vai ciccando. Cioè, avete capito? Il catanese è così. Il catanese è questo. Il catanese, per esempio, ha dei modi di dire particolari, bellissimi, coloriti. Dico il siciliano in genere, ma il catanese è un po' più colorito, no? E difatti io la satira la faccio su di noi perché
ci tengo, sono delle cose, per esempio il catanese ha c'è una parola che dice, e con quella parola suole innalzare il livello di capacità della persona che si trova dinanzi. Minchia, ma che sogno, un professore? Ho studiato. E qual è questa parola? Cioè, se uno vuole dire a una... Se uno vuole dire a un altro, piglia a lei, almeno lei è simpatico, cioè, quella camicia a quadretti che è orrenda, non sei una camicia? Camicia a quadri? Solo camicia? Questo freddo? Sa sprugliare. Ma chi è scout lei? No, perché poi non ho capito una cosa, ma c'è qualche scout qua? Ma perché magari a gennaio qua vi mettete i pantaloncini? Boh, mica, boh, ma commigliatevi! Che fa freddo, che poi vi viene il Covid, no? Allora, dove eravamo arrivati? Io non mi distrae. Allora, se voi volete dire a una persona, cioè, sai, parlano due catanesi, che poi il catanese è un artista, sente parlare due persone, no? Io arrivo all'ultimo momento, sente l'ultima parola e da quell'ultima parola trae le conclusioni di un discorso che è tutto sbagliato. Perché dentro l'ultima parola, però da quell'ultima parola lui costruisce un castello che non esiste, un castello di sabbia. Allora, se io voglio il suo nome, mi aspettava tipo Fausto, tipo un nome più rude, tipo Gino, tipo Raffaele. Quindi a lei la chiamano Raffa, oppure Graffa, tanto per rimanere... Allora dice Raffaele, sai, ho fatto questa cosa. E Raffaele mi fa, bravo, che bravo, ci sei riuscito? Sì, Raffaele, ci sono riuscito. Edoardo, sì. Sì? Come? Mi sta confondendo con qualcun altro. Moscio è una cosa bella. Ma com'è questa cosa? Mare, moscio. Diciamo, ma non è questo, è una parola che ha un doppio significato. È come, che vi posso dire, l'intercalare siciliano qual è? Minchia. Ora a tutti ne arrivava la bolletta della luce raddoppiata, no? Quindi quando ne arrivavo, minchia, no? Siamo rimasti così colpiti da questa... E lo mettiamo dovunque, anche quando ci bruciamo. Minchia, è sempre, no? Dice, è bella sta cosa, vero? Minchia. No? Cioè, ma non è questa, la parola è un'altra. Che vi sembrerà una brutta parola, perché molti pensano che noi diciamo, no, spacchiuso non è una brutta parola, da spocchia. Uno che è spocchioso, poi il catanese l'ha come dire, fatta sua, l'ha assimilata, l'ha lavorata la O è diventata A, ma non è quella. Bravo, complimenti, lei ha studiato, ha googolato lei? Sta googolando? Ma signora, almeno con tutte queste googolate qualcosa l'ha congiurato? A quanto pare no, vero? Io ho amato un sacco di matrimoni in questo spettacolo, vedete, eh? Però ho unito altre coppie, devo dire. Dico, com'è a googolare suo marito? C'è troppo silenzio, cacciamo riscosso. Stavolta facevo scerriare, sono venuto a volare a qualcuno e a sua moglie che ha tavolo pacchetto a suo marito. Allora googolare, qual è la parola? Come? Sparagliaro non è catanese. Ve lo dico io. Quando uno vuole dire a un altro, Raffaele vuole dire Edoardo, bravo, sei riuscito a fare questa cosa, singonnuto. E questa è la parola, connuto, capite? Quando arriva l'altro che sente, quando però Edoardo sa che lui gli sta dicendo cornuto per una determinata cosa, che fa? Manco ci fa caso, perché ciurissimi se ne stavano iendo, no? Manco ci fece caso perché sei io. Ci siamo? Quando arriva, non Raffaele, un altro ci vuole. No, tu sei troppo unico per queste cose. Lei come si chiama? Vabbè, io l'avevo caputo che era Giuseppe, non è che... Giuseppe, Peppe, Pippo, P. Va bene? Arriva Giuseppe, gli virica, Edoardo è connuto.
Dice, ora come faccio a dirci a tutto Catania in 5 minuti? Perché poi non è che una cosa così sa può tenere più, la sapere tutto Catania. Allora immaginiamo questa scena. Allora, lei ora viene qua. Venga. Io l'aspetto, se io a luce, aspetto che viene lei. Lei, ok, non posso sbuttare. E dai, mi da lì, misura così, mi serve una, avanti che si muove Raffaele, minchia. Ah, Raffaele, ridere dei nostri difetti. Sapessi, Pirandello diceva in uno nessuno e 100.000 quando si guardava allo specchio, la moglie gli face, che hai? Dice niente, mi guardo il naso, mi pende verso destra. Ah, dice bene, ti pende. Pensavo, dice, ma non è solo questo, dice, guarda che hai anche le gambe storte, dice, il mignolo arcuato, dice, una sopracciglia più arcuata dell'altra. Suo moglie lo consumava dai 5 minuti a suo marito nel romanzo. Insomma. Avevamo tempo, eh? La morte, state vedendo? Salve, molto lieto. Allora, Daniele, abbiamo un microfono? Prego. È diavola? È diavola? Perché questo? Perché a Stura l'altro ci aveva sparato. Giusto? No, effettivamente io buttavo lei a tipo che era un Candarano, signora. Non lo buttai io come un buonino e mo buttai. È carino dire è venuto con lei, però è venuto magari no. Ha viaggiato. Ha viaggiato? O le ha fatto... Minchia, Mario, forte. Allora, vieni. Il nome? Francesco. Francesco, Raffaele e Pippo. Va bene? Ok. Ciccio e Raffaele pippano. Potrebbe essere la cosa. Allora, tu sei là e io sono qua. Lui sta facendo te. Va bene? Certo. Ce ne volessero reciti, Francesco. Avvicinati. Basta non avvicinare ricchio. Allora, io me ne vado. Ci salutiamo. Appena arrivo là, ok? Sì. Tu mi dici, oh, Ok. singo un nudo, però questa non era preparata. Lui è venuto con me, veramente, però l'ho preso un attimino alla sprovvista. Lui è un mio carissimo, cazzo l'ha visto mai? Ci siamo conosciuti da poco, diciamo. E arrivo là, oh, singo un nudo, va bene, mettici, allora ci salutiamo, va bene, vado. Oh! Singornudo. Ci può mettere un po' più o meno di sentimento nessa cosa? Vabbè. No, perché non essendo io magari, sai com'è, mia moglie è a casa, distante, io non ci sogno. Dico, ma ha detto che ha fatto il bagnetto a mio figlio, però va bene? Perché poi catanese è singonuto. Da che se esita a fare a vedere rendere oro che ave, no? Singonuto. Vabbè, ce la fai? Vai. Ciao. Ciao. Oh! Singornudo. Cioè io ci dico una cosa e io fa tutto cosa al contrario. Non ridere, se ci dice uno con nudo e ce ne rende la faccia ti ammazza. Sì, con nudo, vai, ciao. Ciao. Oh! Singornudo. E se ne va. Però raccomodati in seconda linea, che ora... Arriva Raffaele. Edoardo se ne va tranquillo. Arriva Raffaele. Edoardo è con nudo. Piglia subito il telefono e chiama Gigi. Che fa? Chiama Pippo, fallo venire. Perché? Perché Edoardo è connuto. Minchia, per davvero? Sì, ma ora ce l'amo a dire. No, vai, che ci diciamo? Ma che dopo ora ci diciamo che è connuto, ammazziamo. Sì, e se non ammazziamo un altro, capace che si ammazza io su scopre da solo. Dai, vedemene, perché decidono di dire Edoardo, come ce l'amo a dire che è connuto? Ah, come ci vuoi? Cauca, come ce l'amo a dire? Ci diciamo domani mattina? Mentre ne esce dopo te caso. Sì, così si impicca sotto una macchina e muore. Vai. Allora ci diciamo mentre sta facendo colazione.
Sì, mentre sta facendo colazione, capace ci va storta, ci va una cosa rotta, mentre si sta mangiando un cornetto, giusto giusto. Non solo cornetto, cornuto e motto. Ah vai. Magari ci facciamo pigliare un panzerotto e un'altra cosa, no? O una graffa. O vabbè, dici no, mentre mangia no, mentre mangia mi scappa, mentre pava manco. Che già mentre pava no. Ci dicevo mentre si mette in da macchina, mentre si mette in da macchina, così piglia in tappa in balo. Comunque ce l'ha a dire, vanno da Edoardo, lo incontrano. Edoardo fa colazione, aspettano che fa colazione, dice ma che mi ha da dire? No, no, mangia. Che ti picchi? E sotto, penso, ciurassi in cornetto, ciurassi. Come vuoi, camamellata, con la crema, come vuoi. Ma dici come vuoi tu? Ah, vabbè. Vuoto. Un cornetto vuoto. Vabbè. Cornetto vuoto. Ciurassi, cappuccino, che si conna, si bagna un po', ciurassi. Si mangia il suo cornetto e dice, Edoardo, dammi a dire una cosa. Dice, ma che cosa c'è? Non mi facete preoccupare. No, dice, mare, te la a dire. Dice, ma dimmi, parla, cosa c'è? No, mangia. Ma dimmi l'uovo, no. Non mi fare preoccupare. No. Edoardo, che c'è? Sì, connuto. Edoardo risponde, lo so. E ti dirò di più, che connuto come mia, ce ne picca. Avete capito? Ora, vieni Francesco, vieni, prenditi il tuo momento di gloria perché ti distruggo fra 5 minuti. Dunque, io ho parlato di cornuti, no? Però diciamo che... Tu sei sposato? No. No, non sei sposato. No. Non sei sposato. Però eppure il matrimonio è una meta importante, no? Quasi Certo. la meta di tutti gli italiani. Certo. Tu lo sai quanti Certo. sono gli italiani nel mondo, in Italia, che sono sposati? Ma circa 16 milioni. Che è statistico lui, Statistico. Perché, ma tu sei fidanzato? Manco solo io. Ah, a posto, manca solo io. Vabbè, fai bene, che quando una cascata di capiti, capace che sotto i mariti ti cascano i capiti. Ma dimmi una cosa, così pur parlare, così per prenderci 5 minuti di pausa. Qua giro al bagno, approfittassero ora perché poi Raffaele. T'à a posto? Vabbè. Ti dicevo, la differenza fra fidanzamento e matrimonio? La differenza c'è. Saccio che c'è, che differenza c'è? Ma qual è la differenza? Cioè, il fidanzamento, quando uno è zitto, per esempio, che io so che non facciamo mai caso ai difetti degli altri. Magari che uno è sciancato, un compagno è sciancato. Niente. Lo stesso che è buono. Uno che ha l'occhio storto, Niente, niente. magari ragazzi che hanno l'occhio storto. Che begli Niente. occhi che ha mia moglie. Niente, tranquillo, vanno tranquillo. Fidanzamento come lo definiamo? Il fidanzamento è come un elastico. C'è un dire e molla. Una volta. Quando si è fidanzati. Una volta mollo io. Una volta mollo io, una volta molla ida, poi mollo io, e poi molla un'altra volta ida. E il matrimonio? Il matrimonio dovrebbe essere almeno la stessa cosa. Un elastico. No, un elastico, certo. Una volta mollo io, e poi mollo io, e poi mollo sempre io, e poi l'elastico si rompe e dopo caso di corna. Avete capito di dove viene un'iconna? Da un elastico rotto arriva un'iconna. Perché devi sapere che nel mondo ci sono 3 tipi di cornute. Tu lo sapevi? No, perché non me ne intendo di iconna, però vuol dire che tu... Allora, c'è un cornuto che lo sape, un cornuto che non sape, e un cornuto che lo sape e fa finta che non sape. Minchia, tipo agenzia delle entrate. No, aspetta, la capì, c'è un cornuto... Allora, un cornuto che lo sape, un cornuto che non sape, e un cornuto che lo sape e fa finta che non sape. Allora, vediamo, c'è un cornuto... E usano tutti. Un cornuto... E un cornuto... Minchia, cacci fa un po' di cassario. Per ora le cornute hanno fatto la variante. E qui era cornuto, non sapevo che cornuto è. Si fa un tampone, se ne vada. Vede che c'è anche ora un altro tipo di cornuto. Quale? Un cornuto asintomatico. Glielo giuro, c'è cornuto asintomatico. Si tenga il microfono, Francesco, e si metta là, un cornuto asintomatico. Però la riflessione giusta del cornuto.
Vabbè, meno male con Agliai, perché mi contavo sta cosa ero con nuoto, cioè se facciamola che è carina, con nuoto uno non sape, fa finta che non sape e grazie a Dio stasera può prendere coscienza che è con nuoto, asintomatico, tipo, ci dice che sei con nuoto, ma io forse non ho sintomi, dovrebbero fare il tampone per i connuti, no? Solo che uno c'è un piccolo. Lasciamo stare. Torniamo al catanese che è colorito. Questo è uno dei tanti cornuto, ma poi ci sono tante cose che il catanese storpia, non sa dire bene. Per esempio, vi dico una cosa, quando il catanese entra va a mare, no? Noi veniamo, per esempio, io vengo a mare a lungomare di Aula, voi lo sapevate? Dice, ma no, chi ne interessa? Però vengo a mare, ma come infatti? Scusi, chi è che ha detto infatti? Ma lei ci... Certo, signore, perché Avola è un bellissimo lungomare. È molto bello. E le dirò di più. No, questo lo dovete fare convinto per il vostro litorale. Le dirò di più. Nel catanese e nel messinese non mancano coste, ma quanto mi piace il lungomare di Avola, ma perché è grande, è spazioso, comodo. Poi io in estate mi trasferisco a Siracusa, quindi mi viene anche vicino, perché mia moglie è di Siracusa. Me la sono presa nella provincia di Siracusa, proprio di Siracusa città, me la sono presa mia moglie. E in estate vengo ad Avola. Però l'acqua, ortigia, però signora mi creda, no perché sono qua. Perché certo, a fare i fatti me magari, cioè, mi fazzi i vostri. Diciamo Siracusa alta, sì, nord, Siracusa nord, mia moglie è nordica. Mia moglie è nordica, quindi io vengo perché a me proprio il litorale, il lungomare di Avola piace molto, poi è ben servito e mi trovo abbastanza bene, però e l'acqua comunque, bene o male, è sempre a una temperatura tiepida, non è molto fredda, diciamo così. Nella zona del Messinese è bella fredda l'acqua, e o catanesi se ne va a mare perché è un masochista, perché a soffrire. E c'è un modo di dire, quando un catanese arriva a mare, che poi c'è il catanese, quello che va, quello tutto perfetto, che va con suo figlio, quello col costumino Lacoste bianco, si porta picciriddu magari, no? Che ci fa, papi la sabbia brucia, e mettiti i piedi in acqua. Papi l'acqua è fredda, mettiti i piedi nella sabbia. Papi la sabbia brucia, mettiti i piedi in acqua. Papi la sabbia, che cosa vuoi? Che vuoi? Abiti sotto l'ombrellone. E poi c'è il catanese, c'è Jonathan che se ne va a mare col costume fino a qua, uno ci aveva stampate pistole, manette, e quando ha questo figlio Brian, perché lo chiamano per come si scrive, Brian, no? Che c'ha la panza di foraggia, bello, un muluneddo, che pere sopra la sabbia, 55 gradi da sabbia. Però io non sento niente perché ogni accaddo su te pere viene a dire che è tanto. Papà, chi vuoi? Perché mentre quello là, no, dice papà, perché poi sono vicini, no? Senta chi dice papà, che c'è? Lo facciamo il castello di sabbia? Va bene, dice, che castello vuoi? Non ha importanza perché sia un castello. Dice, va bene, allora facciamo un castello. C'ho due piccini, che San Mediani arrivano e suo papà, za, a raspata, e suo padre, chi è che vuoi? Papà, chi c'è? Papà, lo facciamo un carcere con la sabbia? Come un carcere? Già sono così, no? E allora, quando il catanese che vanno a famiglia, a flotte, a mare, per esempio ci sono i gabbini che sono fatti per cristiani, spuntano 26, 27 cristiani, ci montano alla cucina, a bombola, quando vedete lì che sbambolano dall'aria, è un catanese che ha dato la bombola, no? Che boom, che sta cucinando la pasta al forno con la bombola, così è. E allora, quando il catanese entra in acqua e l'acqua è fredda, c'è una parola che ci face, mare, com'è? E lui risponde, un termine. No, per dire che è fredda. No, facile. Sì, ma ghiacciata c'è un altro modo. No.
No, è più colorito, è trasi. Com'è? Bare. È come turrone. Come turrone? Ma perché come turrone? Ve lo spiego io. Un turrone com'è? Duro, Sull'acqua è fredda. Com'è come turrone? L'acqua com'è? E poi? Su turrone è duro, l'acqua com'è? Morbida. È acqua. È acqua. Però perché dice è come turrone? Ve lo spiego io, non ci potrete arrivare mai. Quando tu entri, ti immergi un corpo in una cosa fredda, il corpo umano, degli esseri umani, si irrigidisce, tranne una parte che muore completamente. Da parte si arrunchia, che voi non lo potete capire. Diventano, sapete come? Come i ziculì. Una volta uno ci si faccia il freddo, bare, c'è i cose come i ziculì, i ziculì sapete chi sono, no? Lo ricordate tutti? Cioè voi vi immaginate Raffaele che ti dice, oh, là come i ziculì, scompare, cioè non ci sono, no? E allora, però il corpo si irrigidisce, perciò ci fa, bare com'è? Come un turrone, ma non l'acqua, il corpo. Capite? Un Caterini può complicare la vita. È un numero uno. Oppure quando c'è una cosa con un piatto salato, che tu ci fai in bar com'è? Come la crema. Come la crema? C'è un salato e come la crema. Oppure se uno deve chiedere a una donna come vorrei far dormire le mie labbra sulle tue. Un modo per chiedere un bacio, no? Elegantissimo, come vorrei far dormire le mie labbra sulle tue. Sta picchiando poco lo signore. Io le ho dedicato una cosa bella alle donne. Allora, mentre cosa fa il catanese? Vede passare una bella ragazza, Jonathan, vede passare a Jennifer, senza R, avanti panificio con russetto come un d'inciutero così. E per chiederle un bacio cosa le dice? Paparedda. Paparedda è del nazionale. Paparedda. O spadamo sul rossetto. Divento pazzo. I modi di dire sono, ma stare attenti a come parliamo, no? Perché poi io poi ho la fortuna di abitare in un condominio, dove succedono un miliardo di cose, e poi ci sono, voi sapete, nei condomini c'è un capo, c'è l'amministratore del condominio, lei, non so perché, ma è una cosa che, perché l'amministratore del condominio mangiano, perciò, ha capito? Mangiano assai. E l'amministratore del condominio, poi c'è il capo condomino, e poi quando ci sono i condomini che hanno diverse scale, qui c'è un capo scala. Sì, perché una volta un signor Reale che ha 89 anni, signor Saitta, sono stato eletto caposcala. Mia mamma passa che ha vinto le elezioni, che saccio, no? E che so chiede che c'era una coppa Covid, questi anziani. Gli anziani di 89 anni, immaginate, sto signor Reale, porca miseria, che ha giacca da camera, che io quando sono settato do coso con mio figlio, do divano, senta io, do pianerottolo, perché quando cammina sì che i peri, ci abbatte, e io sento che arriva, no? E sono di quegli anziani che appena si ricogliono a casa ti farà la spesa all'1:30, così, si chiude una porta e si chiudono i filmati. Zom. Di solito la porta andava per 3. Io si fecero fare la modifica per 45. Cioè sputtusano un muro, tutto un muro do pianerottolo, e hanno una serratura che ne esce 10 metri. Che zom, solo che si scordano a chiudere la porta. C'erano solo le mannate, la porta buttate e le mannate fuori, no? No, io trasì, signor Reale, lei come trasio? Io ci ho parato i mannati, ci resi i mannati, ma la porta è aperta, e poi trasire qui e che. Un giorno è venuto, tanto per rimanere in tema di dare tutta la colpa al Covid. Sapete che ogni tanto non si vedevano i canali? Bisognava fare la risintonizzazione dei canali, che io non la saccio fare.
una cosa complicatissima, ricerca del canale, non è cosa per me, non ce la faccio. Io rumare, signor Reale, chi c'è? Uno non si vire, u 5 si vire male, u 4 fa vai e viene, u 3 non si è visto mai, del Rai 3 non si vede mai. Poi c'è, signor Reale, vengo io. E c'è signor Reale concentrato, concentrato a guardare in coppa televisione e in coppa mia. Da luce grigia andava a faccia, immaginate questa luce grigia in faccia, no? Da barra blu della risintonizzazione 20%, 50%, 70%, al 99% risintonizzazione fallita. Signor Reale come reagisce? C'è una reazione. Ve la dico io la reazione degli anziani? Buttana all'inferno. Questo è, no? E allora, signor Reale, io così un'altra volta ci tentiamo. Signor Reale, mi dispiace, ma la risintonizzazione non si può fare. A questo Covid non si capiva più niente. Colpa del Covid. Tutto colpa del Covid. Ma perché? E questo è il catanese, Il catanese è, a proposito di condomini, vi volevo leggere una cosa. State facendo, chi abita in condominio? Ma passate tutte buone, Io vi ho sgamati. Allora, facciamo così. Vi leggo, sto facendo la ristrutturazione, non io, della mia palazzina, ma del... Ma tu così? Ma che vuol dire? Sei un fotografo? No, dico, sei un cameraman? E a chiana, fatti qualche inquadratura del cane, no, avventure che passi, sali. Minchia, tutti io in chiesa stasera, tutti. Occhio su caschita, ma pagare più buono. Fateglielo un applauso. Daniele, perdonami, nel camerino mi potresti... ho dimenticato gli occhiali, vi devo confessare che senza occhiali non ci vedo. Sono giovane. Sì, purtroppo sono astigmatico e ipermetrico. Ipermetrope. Posso sbagliare dopo un'ora e vinti? Una volta alla visita militare mi visitano l'occhi. Tic, tic, tic. Com'è? Saitta, vai in pace, mi dissero, che non ci vedevo. Allora, stiamo facendo la ristrutturazione 110%. L'eco bonus, no? Imbaccature montate, azzolo pere, non vi dico una cosa. E ogni tanto capita che si sfascia qualche cosa. Entra, prenditi l'applauso del pubblico. Ci teniamo a farvi vedere che lavoriamo con le mascherine, con tutto, perché noi le regole le rispettiamo. Ora appena arriva da banna sale. Capita che si rompe qualcosa. Da noi si era rotto il cancello automatico, perché facendo entra e esci, questo non è una notizia che vi voglio dare, vedete come da una semplice comunicazione nasce un pezzo di spettacolo. Allora, per dire che il cancello esce fuori dalla guida, no? Allora metti un cartello e dici, allora, fate attenzione, entrando e uscendo, controllate se il cancello chiude bene, se non dovesse chiudere bene, azionate il bottone e con le mani mettetelo in asse. Finito. Quante parole sono? 10 parole. Noi abbiamo il nostro caposcala che scrive questo. Nelle giornate di vento forte, allora intanto voglio dire che una cosa fatta detta in 4 parole sono quante? Qua sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 righe di foglio A4 scritto maiuscolo. E qua, quindi se facciamo anche una... No, ma poi lo vedrete in televisione, non è che io dico fesserie. Allora, nelle giornate di vento forte, hai visto la musica di Quark? Fosse bello. Nelle giornate di vento forte è necessario monitorare la chiusura del cancello automatico, sia in entrata che in uscita, e attendere che si completi il ciclo. Pigliato signor Reale, dice, mia moglie, 100 anni che non la più, cosa è aspettare che si completa?
Purtroppo può accadere come è successo questa notte, quindi mi stai facendo capire che mi controlli, che le oscillazioni indotte possono far sì che, giunto in prossimità della forchetta, il cancello si ponga fuori dalla traiettoria regolare ed esca dal suo binario. Se in via preventiva non si riesce ad accompagnarlo verso la chiusura e succede il problema, bisogna staccare l'energia elettrica dal quadro sito nella scala A e chiedere aiuto agli altri condomini per esaminare il problema e ripristinare il tutto. Evitare di intervenire da soli è pericoloso. E tu non sei pericoloso? Cioè, ma uno che stava al primo piano non ci arriva a leggere questa cosa. C'era l'altro giorno l'ascensore che faceva chiane, scin. Minchia, era uno che stava a leggere chi c'era scritto, chi non ce la faceva. Il dono della sintesi. Baro, cancello non funziona, controlla su sicuri, è finito. E chi ci vuole? Che cosa ci vuole? Perché poi siamo, questa è la, vedete, ma poi è anche un servizio, no? Questo adesso lo voglio dire, è un servizio che danno, lo scrivono pulì, perché ogni volta che uno è a casa, pur di estraniarsi dalla moglie, si fa eleggere capo scala. Per scrivere queste cose ci sta, può fare questa cosa? No, aspetta, è scrivere una cosa troppo imbottante. Ma mica scrivere due parole che non si chiude cancello, no? No, qual è tue parole? È fare giusta. Capace che per perdere tempo ti manda magari i raccomandati, ce la fa. Perché noi siamo un po' come le vittime delle nostre mogli. Dico, ora noi non siamo degli stinchi di santo. E questo lo dobbiamo dire. Cioè noi facciamo di tutto, io lo so che vi dà fastidio quando indappoliamo alla metta andò lavandino, io lo saccio, lo so. Però i pila non se ne vanno dalla metta, se non andappiamo, ha capito? E poi come facete a dire lo sgaggione? Il graffio. Ma poi certe volte lo so che non sciacquiamo il lavandino, ci restano i pila. Una volta mia moglie, vieni qua. Che c'è? Che se ora ti mangi? Te la mangiare? Perché la sta sti dogo? Capite? È così. Ora, per esempio, noi possiamo entrare uomini a casa con le scarpe, voi potete entrare con le scarpe? Io no. Mi siedo? Con il no, un momento signora, un momento. Mi siedo. Usaccio che lei la sa a memoria ormai, però. Allora, ma spicciare perché se manca un'altra volta la luce siamo fottuti, Cioè, niente. Non mi posso ritirare con questi vestiti. Perciò mi ritiro a casa, mi siedo sul divano. Che sta facendo? Qualcuno mi dica che sta facendo. Lei che ha la voce schigliente. Mi siedo. Mia moglie precisa. Mi sto sedendo sul divano. No? Che robi di fora? Oh, che vestiti mi metto? Quali sono i vestiti? Uno che mi fa l'armadio, c'è? L'armadio. Quali sono i vestiti? Perché essa faccia maglione. Che ti fa? Bare, mettete a mia. E mi metto su e va, e massetto. Marzi, che vuoi? C'ho vicino di risulta? Chi può capitare, no? Può capitare, ma Teresa vicino non è, ce l'hai sotto il culo, per 3 ore. Cioè, che vicino ne trova. E allora dice che bisogna dimenticare da buttare la spazzatura. La vado a buttare io, picchio una spazzatura, va avanti a po', dove sei? A buttare la spazzatura. Che roba? Canciti. Mettiti roba e picchiare la monnezza. Gli vai da quali sono i robe per chittare la monnezza? E ti metti baro di causi. Non so chi ma va bene, ti ricogli, ti metti nel divano. Che stai facendo? Mi stai mettendo nel divano? Che robe rincia di fora? Che erano di rincia, che poi mi sono fora? Udati rincia e fora? Lavati rincia e fora 3 volte? Vattene fora, perché ti chiedi rincia? Devi mettere fora. Ma su solo state fuori, perché non ti metti rincia e lasci fora? Tu mi lasci a 1000 di fora, che di fuori, e che di rincia mi lasci rincia. A così io capisco quale minchia so che di rincia. No! Quando tu dal divano
ti sposti, mo metto pigiama, metti tu pigiama, fatti la doccia e metti tu pigiama, che sta fitendo. Perciò tu lo fai a doccia e ti metto pigiama perché sta fitendo, ma tu non sta fitendo, ma te la pigliare che sta, perché tu ci fai, ma perché non sta fitendo? Sì, stai fitendo, ti fai, e ti vai a sedere nella sedia. Che sta facendo? Stai settando a mangiare, con pigiama? Canciti, minchia, come mi caccio? T'accanciare per mangiare, a mettere i robbi di chi? Mettiti i robbi dopo pomeriggio e ti metti i robbi dopo pomeriggio e mangi. I robbi dopo pomeriggio sono puliti, tu ti addormisci, ti stai a cuccare, che robbi dopo pomeriggio? Tu a sera arrivi che non sai così. Perciò io a sera, quando chi si addormisce, mi spoglio di come sogno vestito, mi vesto di mia, ma ruoto con sogno, mi spoglio e mocco. Grazie per questa standing ovation. Allora, per chiudere, noi uomini possiamo andare da soli a fare la spesa? Ma a tempi di Covid io ho subito una cosa agghiacciante. Ho detto, sto andando a fare la spesa. Sì! Come per dire, ci vengo io, ma non ci può venire. Ma muccio! Chiamavano da mucci. Allora in macchina ci hanno fermato i carabinieri, ti assettavo da aereo, maschera. Su carabinieri, ci dove state andando? A fare la spesa. Ma signor Setta, ci può andare solo lei. Mia moglie da aereo mi spostavo. S'affacciavo. Ah, perché secondo lei mio marito può dire a fare la spesa solo? Che due carabinieri ad aliao. Dice, signora, per stavolta chi gliel'ha visto proprio il sangue agli occhi. Noi con le nostre mogli andiamo, spingiamo il carrello e non c'è problema. Ma porca miseria, perché non ci possiamo andare da soli? Cioè, questa è una piaga per noi, una piaga vergognosa, come diceva Pirandello, nascosta. E lei che fa? Stende la mano e la scopre così pubblicamente. Ma veniamo, che è un'altra storia però, un'altra storia. Quando decidiamo di andare a fare la spesa, che vediamo nostra moglie, ma sapete quelle domeniche, mamma mia, ma che c'hai? E certo, Iavina è un'ata che sbatto. Minchia, non l'hai caputo mai. Io a mia moglie non l'hai visto andappare mai a casa. Mi dici sempre, Iavina è un'ata che sbatto. Minchia, hai visto andappato una volta? Per due piaceri? Sapete quei due piaceri sapete che ci sono chi che arrobano? Dei bancarelli? Allora una mano, signora, cosa sta facendo? Ha rubato una cosa? No, poi ci sta a venire la bossa. Vai, a venire la bossa. Signora, passare il un reggiseno. Ma sai, è per due piaceri. A Catania, Jonathan andava a bancarella per eliminare questa cosa. Ci mise in cartello e ci scrisse non rubate, è già roba rubata. E se ne esce. Per due piaceri. Ma che c'è? No, Avina è un'ata che sbatto e per giunta devo andare a fare ancora la spesa. E ci vado io. Sì! Ma perché non ci posso io a fare la spesa? Siamo incapaci di fare la spesa. Ah, andiamo e vacci. Vedremo che sa fare. Minchia, una cutellata. Raffaele, una coltellata. Saccio che tu davanti a te avevamo voglia. Ma perché di così, credimi, è brutto. Molto brutto. Ma perché non siamo capaci di fare la spesa? Avanti e va. Scrivimi, amore, scrivimi quello che vuoi. Vabbè, ti scrivo tutto. Ma non pigliare, ti mando tu a cattare. Non pigliare cose fuori lista. No, non mi arrisico. Solo se te lo dico io. Prendi l'equivalente. E allora ti mandano un WhatsApp col volantino e cerchiato. Bravo, tu sei un'altra vittima. Un'altra vittima, cerchiato. Tu non devi cercare il prodotto. Tu aggiri, tu a tagliare il prezzo. Aggiri al supermercato, vai in uno scaffale, dicevo prezzo, allogna a mano con l'occhio chiuso e ficchi in carrello. E così. Va bene, allora devo prendere questo? Sì. Allora vado e torno. Tu patti, però lei ti distrugge. Perché tu appena arrivi davanti alla porta, che c'è? Se dovessi avere difficoltà, mi fai la videochiamata.
Minchia, io al supermercato devo fare la videochiamata a tia. Perciò arrivi al supermercato che hai una lista di cose da comprare assurde, tra cui un'insalata, che si chiama? Troppo facile, signore. Magari Dio si pigliasse la valeriana ogni tanto e si cammassano. Va, misticanza. La misticanza. Che tu ne esci da casa, misticanza. E lei ti dice, se la misticanza non c'è, prendi l'equivalente. Quale minchia è l'equivalente della misticanza? Cos'è? E ti dice, prendi quello con meno condensa. E tu ne vedi dadi, poveri mariti, disgraziati, a contare quando gocce di acqua ci sono da una bustina. Io l'altro giorno ho visto uno al supermercato che sentiva ma vicino c'era il forno che si stava asciugando la cosa. Sì, ma che mi mette a contare l'acqua? Ma che cazzo mi conta? Buttavo il forno, l'ha preso. Tu, quando arrivi al reparto, perché non è ospedale. Per te diventa un ospedale, perché tu già sei inibito, arrivi in quel posto inibito, che non trovi le cose, tu entri al supermercato e dici, che bello, come se c'è stato per la prima volta nel supermercato, poi andate, conoscono tutti, poi figuratevi a me, no? Magari che non mi volessi fare riconoscere, insomma, ahimè, buonasera, mi vedono spaesato, vedo spaesato, no, mi sto rilassando, sto cercando la Mary Mans, la misticanza, ecco, sì. Da quella parte tu vai e lo scaffale è vuoto. E cominci a suonare. Perché pensi all'equivalente. Cos'è l'equivalente della misticanza? Cosa può essere? E non lo trovi. Non è che accanto c'è scritto equivalente. Non c'è. E ti ricordi che l'olio per friggere è chiedo di 99 centesimi, che i trigliceridi devono, no? Che ti viene asciate candò fico, tu ti viene con l'olio. E poi i fazzolettini poi tu devi cercare la misticanza, l'equivalente. E allora ti trovi costretto a fare ciò che non vorresti mai fare. La esci tu telefono e tu metti in la sacchetta per non fargliene accorgere a nessuno che hai il telefono, esce solo la telecamera, no? E allora appena la moglie è dall'amica, no? E allora sapeva che mi chiamavi! Fotte! Non tu la telecamera, stuppa! E tu stuppi. Amore. Sì? Che sento tutto ti si girano e tu fai un playback. La misticanza non c'è. No, non può essere! A poco non ti dicono che non può essere. Magari quando finisce il bagno schiuma, è finito il bagno schiuma, non può essere! È finito, io ci l'acqua. Se tu nel bagno schiuma ci aggiungi l'acqua. Poi lo devi agitare. Chi dica ti taglio un fuori, sa che ci pare che sta facendo alla finestra. No, invece sta agitando un bagno schiuma, che non ce n'è mai. Non può essere. Ma amore, non ce n'è. Sei sicuro? Fammi vedere lo scaffale. E tu ci fai lo scaffale. E si sente, sei sicuro che non hai sbagliato il supermercato? Che ti vengono i dubbi. Dici, un sogno. Ma vai a cassa quando vedi che c'è di turno, perché poi tu moglie sapi tutto. Qui c'è di turno, chi è antipatica, chi si passa la sua tessera a punti, quindi esci prima la tessera tu perché non si passa una so. Sono così, alla cassa dovete stare attenti, perché i cassieri si passano, c'è qualche cassiere qua? Vi passate a tessera vostra, non è giusto, i punti sono di mia moglie. Allora vado alla cassa, sì, ciao Teresa! E Teresa, ciao! Allora un attimo, passa chi dal reparto, mi senta? No, c'è sua moglie, ma passasse. Parla con chi dice, non ce l'avete la misticanza? No, è finita, perché non chiudete, perché non chiudete? Signora, lei perché non sai che ora no, ogni tanto lei, la vota tanto. Tu sei vergognato.
ti casca la faccia in terra, ti recupigli solo quando ti giri e vedi in altri reci mariti che fanno una così. E allora non sei solo, non ti senti solo. Vi ho detto che non voglio sentire i pammati con il ma non le voglio sentire queste cose. C'è un altro prodotto che odio. La pellicola. Siete malate con questa pellicola. Perché quando ne ricuochiamo a accattare la pellicola, sapete perché? Perché quando compriamo, ah sì signora, io, perché ci pare che io Rico Fissari, io ho studiato per questo. 7 anni di matrimonio mi hai fatto per questa cosa. Allora, la pellicola, quando voi comprate i salumi, i formaggi soprattutto, appena arrivate a casa avete una densa la talluare da pellicola pulita che avete sicchito, la tambugliare in da vostra. Ma dici che differenza fa? Perché ci dovete umiliare. Ci dovete dire, a moglie queste cose da pellicola. Tu che da pellicola l'ha accattato 21 centesimi, 21. Cioè non è niente da cosa. Tu appena ne scippi un foglio, tu foglio, trumpi che si arruglia, diventa una ziculì. Ne scippi un altro, trum e si arruglia. Scippi, trum. Sta consumando tutta la pellicola. Zamai fallemo. Giusto? Ma si arruglia sta cosa. Non è buona, tu non sei buono. Tua moglie stacca la pellicola, il foglio perfetto, rigido. E come fai? Ti risulta? Cazzocco tocco io, si arrunchia? Ma si può cambiare, perché se io posso cambiare e Raffaele può cambiare, tutto il mondo può cambiare, o no? Perché io credo molto nelle favole. Voi ci credete nelle favole? Ci dovreste credere, perché ogni tanto credere nelle favole ci dà quel... Dice, vabbè, mi prosciutti in dall'occhio, ma ogni tanto credere nelle favole fa bene. I prosciutti senza pellicola, perché se poi uno si mette i prosciutti, allora la pellicola diventa... Ora io vi voglio raccontare la mia di favola e vi voglio salutare così, per farvi capire che io ci credo, ci voglio credere, sono convinto che possano passare questi momenti, passerà tutto, passerà. Tutto, passerà tutto, come è passato questo Sanremo. Suddiviso in 2 categorie quando ne vedremo a televisione. Cucazzo è? E poi quando appariva qualcuno, minchia ancora gamba, chissà. Tanto per dirvi, è passato anche questo Sanremo, passerà anche questo, ci toglieremo le mascherine, cominceremo a scambiarci di nuovo le dentiere, cominceremo a sputare nei piatti degli altri, come una volta, perché fateci caso, ora dobbiamo stare con le mascherine in teatro uno dietro l'altro, no? E dobbiamo soffocare le nostre risate. Però in un locale più piccolo lo stesso numero di persone possono essere a contatto di 10 centimetri un tavolo dall'altro, chiudere avanti, tussi, boom, dei piatti dell'aucio. Una volta che era bello starnutire, e ci dicevano Gesuzzo. Oggi se lei dovesse starnutire, puta caso, ammazzati, attaccati la chissa. Ma passerà anche questo, perché io credo nelle favole. E vi racconto questa. Conoscete tutti la fata turchina? Ormai è grande, prossima alla pensione. La fata turchina si ritrova per puro caso la lampada di Aladino. Se la ritrova là perché Pollicino doveva andare a un compleanno e mettendo i muddichi sciatasciati, che sulla vista di tatuare, muddichi Pollicino ogni pammata che c'era, uno copane arrivava a 7 euro al chilo, giusto? Comunque, Pollicino sbagliavano, lo i muddichi, arrivava una casa dei 3 Poccellini, e trovavo sta lampada che ci l'aveva a portare a Pinocchio che faceva compleanno. Però Pinocchio il giorno compleanno lo va a festeggiare in da fatina.
Perciò Pollicino, io andavo a Fatina, Pinocchio non minni, perché su chiutti la balena, è tutto collegato, è la verità. Su chiutti la balena e i piccini restano, ci restano magari il reale, alla Fatina, compresi i muddichi di Pollicino, giusto? Ma che cosa ride? Ora, alla televisione i piccini si vedono una cosa del genere, che lei è a ridere, è una fiaba, su 5 in una, c'era metà magari Biancaneve, una sta cosa, ci ha portato da me, la dice, pinche, sa morire, perché non morito tutte pare, ci va là, sa no? E c'era magari un lupo, dice, ma come posso mangiare? Però ho fatto che Pinocchio non minni, no? Un po' sfasavo un po' questa cosa, perciò tutto e poi si niente. E restavo, sta lampada di Aladino, ci restavo a sta Fatina, perché aveva tutto lo stile rococò a casa, stile raffinato e leggero, stile impero. E dici, mica sta lampada ci sta. Sbadatamente, un giorno come tanti altri, Scica dice, ma lei è polizia, c'è troppo provolazzo. Prende il panno che ci aveva lasciato Cenerentola. Sì, perché Cenerentola era a metà, però non si arrosbigliava. Siccome aveva perduto la scappa, dice, chi vengono per sempre no? Non può essere. Dice, il principe dice, fa un rappresentante e fuori nel suo periodo. Sulla su Venere, perché con Re Leone in società, perché poi si va avanti. E perciò Cenerentola ci ha portato questa cosa. E sta lampada dice, siga, a Fatina, perché questa cosa? E ne esce Eugenio, attembato anche lui. Eugenio fa, Fatina, come stai? Ma ci potessi dire meglio. Cioè, allora, senti, come io domani giro caffè che mi spurghiere i gatti la pensione, questo è il genio, se tu hai 3 desideri, dammeli, esprimili, che io ti esprimo questi 3 desideri, che sono gli ultimi 3 desideri che mi servono, tipo i contributi. Non c'è i contributi, io devo avere desideri. Ci serviamo gli ultimi 3 per chi era in pensione. E allora dici, dammi questi 3 desideri, e così vai all'Imbis e finito. E allora la fata turchina dice, vorrei diventare giovane come ero una volta, e bella. E il genio, pom, che chissà giovane, bella, ma bella, femmina, basticcino, come riuscivano i catanesi. Il secondo desiderio, cioè, vorrei che questa casa diventasse tutta d'oro. Una casa d'oro, per questo dico che io credo nelle favole, ma sembra un pochino. Bene, dammi il terzo, il sogno in pensione. Il terzo, ci aspetta che googolo. C'è il terzo, vorrei che questo bel gatto maschio, che aveva sulle gambe, che stava accarezzando, diventasse un bel principe, per farmi finalmente una famiglia e diventare una persona normale, con tanti bei figli. Ci va bene. Principe. Ma non finiva mai, bellissimo. Il genio, caff, è sparito. Questa è bella. Caff, anziché puff, caff, ed è sparito. Perché se n'è andato al... l'avete capita? Sì. Solo che è una minchiata e quindi chiaramente non fa ridere. Ma questo è normale, perché ride solo quando fa cose vuote, perché solo. La fata turchina guarda questo bel principe e dice, principe mio, finalmente io e te, da soli, per tutta la vita, potremmo fare l'amore e avere tanti bei figli. Gioiatto, che diventavo principe da lì, dice, certo. Se tu quando io ero iatto non mi avessi fatto cassare, non potevamo parlare. Accendi la sala, che li voglio vedere.